Contribuire al rilancio della produzione casearia della Sardegna attraverso la trasformazione del latte con l'applicazione di bioprocessi realizzati da microrganismi autoctoni. E questo è uno degli obiettivi del progetto Minuforte, l'acronimo di miglioramento nutrizionale di formaggi freschi da latte di pecora e capra a garanzia della loro identità territoriale. Un progetto attuato dal Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari col supporto di Sardegna Ricerche. Il progetto Minuforte è stato illustrato stamattina a Nuoro nel corso di un incontro ospitato nei locali del Consorzio Universitario Nuorese a Saterramala ai rappresentanti di una quindicina di aziende casearie che operano nel Nuorese e in Ogliastra. I lavori sono stati coordinati dal professor Pietrino Deiana dell'Università di Sassari, responsabile scientifico del progetto, e da Graziana Froghieri, responsabile dell'iniziativa per Sardegna Ricerche. Il progetto Minuforte prevede l'utilizzo di microrganismi in grado di controllare e garantire la salubrità e la qualità dietoterapeutica del formaggio, di favorire l'accumulo di metaboliti funzionali e di contribuire così al miglioramento nutrizionale dei prodotti. La finalità che intende raggiungere il progetto Minuforte, spiega Sardegna Ricerche, è quella di generare una reale diversificazione produttiva, realizzabile soprattutto dalle piccole e medie imprese, in grado di coinvolgere e rilanciare l'intero settore lattiero-caseario e di generare di conseguenza un aumento del reddito e un incremento occupazionale. Ma Minuforte vuole anche rispondere alle richieste del mercato con consumatori sempre più attenti a prodotti alimentari dotati di adeguate proprietà nutrizionali e ad alto contenuto salutistico.